se Aristotele è in collegamento. Eccolo, buongiorno. Buongiorno, Il sole bacia Aristotele. ho il sole in faccia, allora cosa possiamo fare? No, 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 no. va benissimo, No, no, stai lì, è caravaggesco, ci piace molto Sì, questo, questo questa gioco di penombra. luci. Bene. 22esima edizione, Monia, Sì, del premio Nino Martoglio. dedicato a un artista, un autore, uno sceneggiatore, uno Eccolo. scrittore, un premio che ricorda una persona, un personaggio che è diventata proprio una pietra miliare nel mondo della cinematografia, della sceneggiatura. Aristotele, eccoci. Allora, quest'anno sveliamo un po' gli ospiti di questa edizione. Intanto ricordiamo il premio si svolgerà domenica Sì, alle 21 nella piazza di Grotte. in piazza Umberto I è un appuntamento ormai consolidato a Grotte, siamo alla 22esima edizione, questo premio nasce proprio per riconoscere ehm, i personaggi siciliani che hanno portato lustro alla sicilianità nei loro settori, nell'ambito cinematografico, letterario, teatrale, poetico, eccetera. Nel corso degli anni abbiamo avuto una miriade di premiati, un albo di premiati di eccellenza, da Pippo Baudo a Franco Battiato, a Ficarre Picone, a Ciprien Maresco, a Pino Caruso e tantissimi altri. Quest'anno, come hai detto bene tu, proietteremo il film L'amore che ho di Paolo Licata, dedicato alla grande Rosa Palistreri, e premieremo gli attori, le attrici protagonisti di questa meravigliosa pellicola, ossia Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo, con Facciamo delle così. incursioni. Sì, perdona, facciamo così, rientriamo in FM così ti presentiamo perché in questo momento siamo su Facebook in collegamento con tutto il mondo, intanto ringraziamo veramente chi già si è collegato, un saluto a tutti voi. Papa Quindi Don't Preach Madonna, ok, allora iniziamo col primo collegamento, già siamo collegati col nostro primo ospite Aristotele Cuffaro, fondatore del premio dedicato a Nino Martoglio, 22, numero 22, all'insegna ovviamente del cinema, Ivan. Sì, Monia, è sempre bello quando arriva l'estate, i piccoli comuni fanno delle cerimonie pubbliche, quindi c'è una partecipazione corale da parte della gente, del primo cittadino. È il caso di Grotte, dove veramente lo scorso anno ho vissuto un'esperienza molto bella, e bontà sua Aristotele mi ha voluto riconfermare, assieme alla collega giornalista della Sicilia Maria Lombardo di Catania, per raccontare un po' la storia di questa cantastorie che ha dato tanto lustro alla nostra terra nel mondo, una voce senza freni, una voce libera, quella di Rosa Balistreri. Noi più volte qui in radio abbiamo raccontato il film di Paolo Licata, il regista palermitano, già autore di un film molto bello che è Picciridda con i piedi nella sabbia, sempre con coprotagonista Lucia Sardo, che ritroviamo a Grotte grazie a questo evento fortemente voluto da Aristotele. È un atto d'amore per la tua città, questo Aristotele, quello del premio Martoglio, sì, che hai voluto anche dedicare a un grande giornalista palermitano che fu Gregorio Napoli. sì, sì, infatti tenevo a precisare questo, Gregorio Napoli faceva parte della giuria del premio Martoglio inizialmente, poi quando è venuto a mancare abbiamo dedicato proprio una sezione speciale a lui, e infatti c'è la moglie Eliana Locastro Napoli che segue il premio Martoglio, e assieme a te e Maria Lombardo, che fate parte del comitato scientifico, decidiamo a chi assegnare ogni anno il premio. Quest'anno è stato assegnato a Paolo Licata, a Lucia Sardo alla carriera e a Donatella Finocchiaro. C'è un piccolo E per i trailer, sì. meriti artistico-musicali a Rita A Botto. Rita Bott, esatto. Facciamo così, con tutto l'amore che ho di Giovanotti, e questo è il brano adesso Eh. in FM, Open Day Cinema, si dirotta su Facebook proprio per vedere un trailer.
Il nostro regista è bravissimo nella playlist, nel calare i brani giusti. Vediamoci il trailer, eccoli. È il piccolo spot un po' che preannuncia gli ospiti, ma Daniele, io ti pregherei di far vedere e di tenerle come tappetino, quindi con un piccolo sottofondo sonoro, le immagini, Aristotele, che io ho montato dalla registrazione dello scorso anno, quasi 2 ore di evento, Sì. mi sono messo lì, ne ho tirato fuori 1 minuto e mezzo con questo palco molto bello, tra l'altro con questa immagine. Vogliamo ricordare anche Aristotele, il premio speciale Francesco Pillitteri. Chi era Pillitteri, Aristotele? Pillitteri era di origini grottese, è stato presidente della Fondazione Chiazzese di Palermo ed era uno storiografo. Lui ha praticamente esaltato le microstorie della Sicilia, tra cui anche quelle del suo paese originale, di origine, ossia Grotte. Abbiamo dedicato questo premio perché noi riteniamo che sia un illustre personaggio della nostra comunità. Ecco, vediamo il grande Milici. È sempre bella questa formula del talk sul palco. Monia, tu sei, Sì, davvero sei di lunga accattivante, esperienza in questo, sì. E poi c'è anche la ricostruzione delle loro carriere, quindi con delle certo. clip, i loro esordi, i loro provini. Ma l'importanza di un premio dedicato a Nino Martoglio, è chiaro siamo alla 22esima edizione, la storia che comunque ci collega, che fa da trade union con l'attualità, ad oggi, ecco, facendo proprio un salto temporale, perché ricordare Nino Martoglio? Martoglio è sempre contemporaneo, sempre. Devo dire che Martoglio è stato il primo cineasta che abbiamo avuto in Sicilia. Appunto per questo noi abbiamo voluto esaltare del Martoglio questo aspetto che è meno noto. Martoglio è conosciuto come autore di teatro popolare, una delle sue commedie principali, San Giovanni De Cullato, addirittura è stata sceneggiata per poi essere interpretata dal grande Antonio De Curtis in arte Totò. Quindi abbiamo voluto esaltare questo aspetto del Martoglio, certo, non quello già noto, che è quello di autore popolare. Siamo nuovamente in FM. Aspetta, sì. Aristotele, lo diciamo adesso in radio. Sì, come no. Un premio dedicato, ecco, sì, vai, un premio dedicato a Martoglio, proprio celebrando il cinema. E io ho chiesto proprio su Facebook ad Aristotele Cuffaro, che abbiamo in collegamento, fondatore del premio, ecco, perché ricordarlo, e facendo un salto proprio temporale, l'attualità di Martoglio qual è? A te la parola. Dicevo poco fa che Sì. Martoglio è sempre attuale e noi abbiamo esaltato l'aspetto meno noto del Martoglio, ossia quello cinematografico. Martoglio è stato il primo cineasta che abbiamo avuto in Sicilia, addirittura una sua pellicola, Sperduti nel buio, è stata ritrovata e questa pellicola è diventata un cimelio per la storia cinematografica siciliana. Cosa dire? Martoglio ha fatto una delle commedie che è stata sceneggiata e interpretata da Antonio De Curtis, ossia San Giovanni De Cullato, e quindi come dire, Martoglio era un autore a 360 gradi, non si occupava solo di teatro popolare, ma anche e soprattutto di cinema, oltre che di poesia e giornalismo. Certo, tanti gli ospiti e soprattutto tanti premi speciali. Tu sarai moderatore, Ivan, caro. Beh, a me piace tanto, Monia, questa formula della ricostruzione delle carriere, no? Dei percorsi professionali, grazie anche agli archivi che ho a disposizione, ma soprattutto alla mia grande passione
per il montaggio video, per cui quando Aristotele lo scorso anno attraverso Eliana Locastro Napoli e Maria Lombardo mi ha coinvolto in questo, ho detto ma perché non far vedere gli esordi per esempio di Roberto Lipari, no? Cioè le sue prime apparizioni, e questa formula Aristotele mi pare piaccia molto al pubblico, perché poi tu come dicevi poco fa a proposito dell'edizione dall'inizio ad oggi come è cambiata, è interessante anche vedere un po' come cambiano l'evoluzione degli artisti e la crescita personale, sì. Quindi va benissimo, ecco, ci sta creare proprio questa bella sinergia sul palco. È un talk particolare perché c'è anche l'interpretazione di artisti. Ma quindi quest'anno c'è la novità, Aristotele, che dopo il talk che faremo sul palco ci sarà la visione del film, quindi sì. Il palco si trasforma in un'arena all'aperto nel cuore di Grotte, quindi è anche molto bello quello che succede con il premio Nino Martoglio. Anche l'Interland viene a Grotte per partecipare alla serata, sì. Aristotele. Sì, il premio è molto seguito, infatti pensiamo di avere presenze dai paesi limitrofi, anche dalla provincia, quindi da Agrigento. Avremo sicuramente un folto pubblico e, come dicevi bene tu, il fatto di trasformare la piazza in un'arena è una cosa per noi inusuale. Per la prima volta proietteremo un film che può essere visto gratuitamente da tutti. Diamo la possibilità ai cittadini di Grotte di poter visionare un'opera importante come quella di Paolo Licata. E così continuiamo con l'intervista proprio dedicato a questo premio, ma intanto è tempo di musica qui a Radio In. Allora Monia, devi sapere che i paesi dell'entroterra siciliano, quindi i piccoli comuni, hanno sofferto 20 anni, 30 anni, 40 anni fa il problema dell'emigrazione, quindi la gente andava via, spopolava questi paesi, si ricreavano delle comunità. Ma è stato bellissimo, Aristotele, conoscere dei grottesi nel mondo che ritornano proprio in città, si godono questo premio che ha fondato Aristotele, ed è sempre molto bello incontrare chi vive all'estero e che ancora si commuove nel tornare alle sue origini, no Aristotele? Sì, è vero. In estate c'è dovete sapere che Grotte in estate raddoppia la sua popolazione. Tutti gli emigrati del Belgio, della Francia, insomma sparsi nel mondo, rientrano a Grotte. E poi c'è una chicca che vorrei farvi sapere. A Grotte sta nascendo una comunità di ciechi. C'era uno giornalista della Repubblica Ceca che si è innamorata di Grotte e ha fatto da tramite. Adesso questi ciechi hanno acquistato la maggior parte delle case del centro storico, trasformandole in delle vere e proprie villette, dimore, abitazioni estive. Sì, e abbiamo una comunità di almeno 600 ciechi a Grotte. Davvero interessante. E quindi portano economie, recuperano vecchi edifici destinati al crollo. Molti lavorano addirittura in smart working e si sono stazionati a Grotte. Ma questa è una novità molto interessante. Certo. Poi una comunità di 600 persone in un comune. Davvero tanto. Quanti abitanti fa Grotte, Aristotele? Grotte più di 5.000 abitanti. È un terzo, non quasi male. Un terzo della popolazione che si colora di stranieri e che decidono, cioè veramente abbastanza insolito. Evidentemente si sta molto bene, molto bene a Grotte e zone limitrofe. Si mangia bene. Nuovamente in FM per proprio le ultime battute, perché vorrei anche chiederti, cioè sono 22 anni, dico, è bello che parliamo di artisti e del loro
percorso professionale, ma io vorrei anche parlare di te, sono curiosa perché sono 22 anni esattamente che tieni veramente in serbo questa passione proprio per il cinema e per questo premio, quindi veramente onore a te e al tuo impegno. 6 secondi e siamo in FM. E la tua canzone, ecco, qual è la tua canzone, Aristotele Cuffaro? C'hai una canzone che ti piace? Ti ho preso alla sprovvista. Allora, io sono innamorato di Modugno, del grande Modugno, e quando ero piccolo sono rimasto affascinato della figura che lui descriveva nella canzone Il vecchio frate. Mi è Davvero. rimasta impressa questa canzone E in questi... e credo che sia una delle mie preferite. Beh, a metà tra il malinconico e il romantico, questa figura Esatto. un po' charlottiana, È no? proprio un quadro, Esatto, un quadro. esatto. Che bella Questo questa signore domanda, vestito da frate io che l'ho conosciuto, cammina. Mimuzzo, Sì, sì. ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente a Lampedusa in più occasioni, perché era innamorato proprio della Sicilia, aveva scelto proprio questa isola per Sì. nuotare, e la bellezza questa della Sicilia, 22 edizioni davvero belle. Vi facciamo queste. vedere la locandina Sì. e salutiamo Aristotele. Oggi già. abbiamo una scaletta, Ovvio. nonostante sia festa. Siamo, Palermo, noi siamo proprio sul sul pezzo, come diciamo noi. Domenica 21 luglio alle 21 a Grotte in provincia di Agrigento c'è l'incontro con il cast del film L'amore che ho e la proiezione del film, per cui se qualcuno vuol farsi una bella passeggiata, riscoprire un luogo veramente insolito, Ma è fuori anche fresco? dai Ti sta circuiti, bene? assolutamente, si sta bene, si mangia bene, c'è tanta accoglienza, la popolazione locale è veramente molto molto calorosa e tra l'altro c'è una partecipazione molto attiva del pubblico al premio, quindi Aristotele, tutto è pronto, le targhe pure. Sì. Che è quello Sono che ti le ha dato il sculture tormento di questi realizzate giorni. dallo scultore Navarra di San Biagio Platani. Evviva, evviva. Bene, grande fermento, in bocca al lupo per tutto, 22 Grazie. sono veramente un figlio, come dico io. Sì, è bello cresciuto. Grazie. Ciao Aristotele, Grazie, ci vediamo a domenica. Grotte, grazie. Ciao. Ciao. 9:30